Luigi Mula, oggi un'interessante iniziativa per la serie Cronache Agrigentine che ricorda un grande drammaturgo e scrittore agrigentino, Ezio Del Rico, una iniziativa fatta in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti di Sicilia. Sì, finalmente riprendono in presenza i corsi dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia con questo corso che poi è un convegno sulla figura di Ezio Del Rico, questo grande drammaturgo ma anche pittore, scrittore, autore di 20 romanzi gialli, che è nato ad Agrigento nel 1982, una vita avventurosa possiamo dire, e qui questa sera ne parleremo insieme a Beniamino Bionti, al medico artista Salvatore Nocera Bracco, quindi un'iniziativa importante che è ancora più importante per la presenza del corso di formazione di tanti giornalisti che già sono qui in sala, e voglio anche anticipare che oltre a questo corso di formazione ce ne sarà un altro il prossimo 25 maggio, parleremo di fake news, della guerra in Ucraina, del caso Bucha, e ci sarà tra i relatori il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Vittorio Stingo, ma anche Mauro Indelicato, quindi sarà un'altra occasione per incontrare i giornalisti in presenza e parlare di formazione. Salvatore Nocera Bracco, medico artista, darà il suo contributo fattivo a questo interessante convegno che ricorda la figura di un noto agrigentino, Ezio Del Rico. Sì, in effetti darò più che un contributo, visto che in quanto componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Pirandello abbiamo pensato proprio di farci carico, di organizzare questo incontro convegno che riporta alla luce la memoria di un grande artista nato ad Agrigento, però paradossalmente dimenticato, uno che ha scritto libri gialli, che è stato uno dei più importanti protagonisti del teatro italiano, nonché un fautore del teatro dell'assurdo, e anche uno dei primi, se non il primo, pittore astrattista italiano. È stato anche maestro di Armando Testa, per dir così, insomma, che è il fondatore, diciamo così, di chi ha inventato la pubblicità in Italia, ed abbiamo avuto la fortuna che fosse proprio nato ad Agrigento, e quindi c'è questa dimensione che come fondazione cerchiamo di farci carico per promuovere, non solo per valorizzare, ma soprattutto promuovere, valorizzare e portare avanti la cultura agrigentina, che è anche fatta di persone purtroppo dimenticate ma grandiosamente valide. Il suo contributo oggi a questa iniziativa dell'Ordine dei giornalisti che ricorda un grande agrigentino, Ezio Del Rico. Gli agrigentini spesso sono poco noti, ma hanno lasciato una traccia nella cultura nazionale e non solo. Un grande agrigentino che non viene più citato e ricordato neppure nelle cronache letterarie. È un autentico caso di rimozione letteraria, ancora più grave considerando che questo scrittore è nato ad Agrigento. Vi è nato per sorte in quanto figlio di un carabiniere, però è curiosa la circostanza per cui sia nato nella stessa terra di Pirandello. Ezio Del Rico, che diventerà con gli anni un importantissimo drammaturgo, sebbene le scene italiane non gli abbiano dato mai il giusto riconoscimento. Ha avuto un destino strano, per cui i palcoscenici esteri in Germania e anche in America Latina gli hanno tributato grandi onori post mortem, e invece l'Italia gliene ha sempre tributati assai poco. È importante ricordare la sua figura, intanto per collegarla anche alla vicenda letteraria agrigentina, al seguito di Pirandello, ma per rinnovarne soprattutto le sorti di scrittore, interprete delle grandi tensioni culturali del Novecento insieme ai più grandi drammaturghi europei. È un momento per poter ripensare a questa figura anche sulle nostre scene e ripensare anche l'idea di poter ripubblicare delle opere letterarie di questo grande scrittore, che è stato peraltro anche un giallista con delle influenze sul nostro Andrea Camilleri, augurandoci che nel tempo futuro le sue opere possano trovare giusta collocazione nelle librerie. Il Teatro Pirandello mette a disposizione dei giornalisti oggi il suo foyer per un interessante convegno su Ezio Del Rico, un noto agrigentino, diciamo, è bene ricordarlo. La Fondazione ha organizzato insieme all'Ordine dei giornalisti questo incontro di questo genio Ezio Del Rico, un genio rinascimentale riconosciuto in tutta Europa, tranne che in Italia. Ritengo che ormai è arrivato il tempo di darle il giusto riconoscimento, e noi come Fondazione Teatro chiederemo al sindaco di intitolare una via a questo nostro concittadino.